BPV, bomba finanziaria ad orologeria. Prima che esploda bisogna trovare una soluzione ed ecco che oggi, provvidenziale, alla scadenza di giugno, arriva il via libera del Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo all'acquisto delle popolari venete. Dunque, come vi avevamo anticipato, si profila la famosa Bad Bank, dove verrebbero convogliati tutti i crediti non esigibili, le obbligazioni subordinate, le partecipazioni e i rapporti giuridici considerati non funzionali che restano esclusi dall'eventuale acquisizione. E la Good Bank, una BPV sana e depurata dalle scorie dei crediti deteriorati. In questo caso Intesa Sanpaolo, escludendo aumenti di capitale e pagando soltanto un corrispettivo simbolico, si assicurerebbe le due popolari venete che a questo punto ci chiediamo fino a che punto realmente resterebbero venete. Una domanda attualissima che diventa centrale anche nel dibattito che stasera si scatena in Consiglio Comunale a Vicenza, dove l'obiettivo è che queste banche che hanno un fortissimo radicamento veneto, nei termini del possibile, mantengano almeno una parte di questo radicamento. In effetti è fondamentale che le banche venete restino legate al tessuto economico del nord-est, composto prevalentemente da piccole e medie aziende, molte artigiane, che hanno bisogno di istituti di credito con forte radicamento territoriale. Se vogliamo che una parte fondamentale dell'Italia, che è il nord-est, regga, anche le banche con radicamento territoriale devono essere preservate, quindi ci deve essere un pensiero su questa partita qui. E staremo a vedere se il pensiero ci sarà. Noi ovviamente seguiremo il destino delle banche venete, ma questo è già il futuro. Per il passato invece arriva una raffica di sanzioni da parte di Consob. Per il crack di BPV la Commissione ha ravvisato colpe non solo negli ex vertici, nel collegio sindacale e nei membri del Consiglio di amministrazione, ma anche in alcuni funzionari. In tutto sono 42 i professionisti multati per un valore totale di 4 milioni di euro. Consob e Banca d'Italia dovevano intervenire prima e quello che fanno adesso dà quasi l'impressione che venga fatto per far vedere che si sta facendo qualcosa.